Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, nuovo mese e nuovo saluto a Francesco. Buongiorno Fra. Buon primo ottobre, buon mese di ottobre, benvenuti a ottobre. Grande Dani, ben trovato. Benvenuto anche a Giuliano. Buongiorno ragazzi. Music, come si chiamano le nostre squadre? Le abbiamo tolte. Ci siamo eliminati. Vero Fra? Abbiamo questa notizia. Abbiamo cancellato il Fanta 131 dopo ieri, dopo le mie lamentele di ieri, in quanto boss assoluto della competizione ho deciso basta. 4 gol e 2 assist non si può fare 82, quindi Polemica. così, Però di molto cronista. semplicemente ho deciso, quindi Luca Di Leonardo restituirà ogni euro versato dagli abbonati in Anche col le maglie. sangue, Anche le quindi vi maglie. manda praticamente una boccetta di sangue suo. Posso Così. fare un piccola Qualora vi polemica? dovesse servire, insomma, vai, fai Posso la fare una polemica. piccola polemica? Mi Vai. aspettavo, posso permettermi, dopo 3 mesi che sono in 131, mi aspettavo un po' più di abbonati. Mi aspettavo Tu ti puoi questo. permettere, anche perché poi tu agli abbonamenti sei abituato, perché con tutto Fantacalcio già da tempo Esatto. porti avanti questa Io crociata dell'abbonamento. Eh sì, anche perché è veramente poco, è giusto un supporto per noi e poi ci divertiamo nel canale Telegram perché stanno uscendo delle cose. Ieri mi hanno fatto la foto col pavone. Stai tirando fuori delle cose non vere, caro Fra, eh. Io non mi pavoneggio mai. Non l'ho Io fatta sempre io, piedi non per l'ho terra. fatta io la storia col pavone, quindi non mi gicchi, come si suol dire. Mi è arrivato col Prenditela- piccione viaggiatore. Prenditela con Stefano, che è lui che ha realizzato, grande Ste, tra l'altro, mitologico. Mitico. Va bene, va bene. Di cosa parliamo oggi? C'è subito una news che è uscita ieri, siccome si sta aprendo un po' un vespaio, ovvero sulla news di Kilixoi con la maglia numero 20 in primavera, e qui si è aperto un po' di polemica, tra virgolette. Allora, facciamo un po' di chiarezza, Fra. Si è aperta la polemica, ma allora in realtà, come dire, non è che sia così complessa da definire la situazione. Nella giornata di avantieri, quindi di Lunedì. lunedì 29 settembre, Esatto. la Lega Calcio ha diffuso questo comunicato numero 30 con gli aggiornamenti per le numerazioni della primavera. E come potete vedere, il Cagliari ha indicato Semichilixoi per la maglia numero 20. Ora, piccola premessa, il numero 20 in primavera è il numero che da regolamento non viene assegnato a un giocatore di movimento della rosa della primavera, ma è della rosa della primavera in età, ma è il numero riservato invece a eventuali giocatori della prima squadra che sono già oltre la possibilità di essere fuori quota, quindi dal 2005 in su, perché i fuori quota quest'anno in primavera sono i 2006, e
Il 20 è sempre stato il numero appunto dei fuori quota. Cosa succedeva, per esempio? È successo l'anno scorso che diverse volte, chi ha seguito la primavera se lo ricorderà, Kingston, l'attaccante zambiano che adesso è in Austria, al Reed in prestito, è andato a giocare con la primavera e aveva la maglia numero 20. Quindi niente di strano, niente di assurdo, niente di imponderabile. Diverso da quello che via era dicendo. successo. Ok. La differenza rispetto agli anni scorsi è che quest'anno io non sono riuscito a trovare il dettaglio nel regolamento, ma mi spiegavano che è così, è che anche il fuoriquota, o meglio, la maglia numero 20 deve avere il nome, deve portare il nome sulla schiena, ok? E infatti nella prima parte di stagione anche Nicola Pintus, giocatore della prima squadra, classe 2005, era stato inserito in uno dei primi comunicati stampa, forse nel secondo o nel primo comunque di aggiornamento della numerazione della primavera, con la numero 20. E infatti se vedete qua c'è un asterisco, che l'asterisco è quello che richiama la regola di cui si parlava prima, quindi che il numero 20 viene assegnato a un giocatore della prima squadra che dovesse andare a giocare in prestito, sì, scusate, dovesse andare a giocare in primavera. Fatta questa doverosa premessa, Luca, ok, è successo un vespaio, soprattutto in Turchia, perché chiaramente in Turchia, ma come Kiliksoy, giocatore di maggior talento della Turchia, dei giovani, bla bla bla, è andata a giocare a Cagliari e non trova posto neanche in prima squadra, deve essere spostato in primavera. Niente di tutto ciò, nel senso, non è automatico che Kiliksoy, che in questo momento stiamo vedendo appunto in una delle immagini di repertorio degli allenamenti, di uno degli allenamenti del Cagliari, debba andare a giocare in primavera, ma con questa situazione potrà andare a giocare in primavera. Cioè, i verbi sono fondamentali nell'analisi. Esatto. Cioè, non è anche la scansione temporale. Non è che è stato spostato in primavera, come qualcuno ha detto. Semplicemente, e questa è una ricostruzione un ragionamento che abbiamo fatto anche insieme a Matteo Zizzola, può essere che l'infortunio di Belotti da una parte appunto richieda più spazio per Kiliksoy, cioè Kiliksoy dovrà giocare di più, potrà giocare di più, dovrà essere più utile alla squadra rispetto a quello che è stato finora. Fino a qua ci siamo. Il passaggio in primavera per una o due partite potrebbe essere utile proprio per il discorso di minutaggio, cioè per dargli la possibilità di recuperare ancora prima la condizione ideale ed essere ancora più utile per la prima squadra. Ok? Cioè, sinceramente, questo è il quadro. Non so se sono stato chiaro. Nico dice: personalmente ritengo incomprensibile assegnare una maglia della primavera a un giocatore in prestito con diritto di riscatto oltre i 10 milioni, forse nel momento di proprietà sarebbe differente. In realtà si sta guardando tutta la questione da una prospettiva sbagliata, certo, che è quella che dicevo prima. Che probabilmente questo processo è fatto semplicemente per velocizzare la condizione. Esattamente, tutto lì il discorso. Cioè non c'è nessuna velleità punitiva, non c'è... Grazie mille Nico, grazie Nicola. Mitico. Vedi, quando parla Luca Di Leonardo succedono le cose, è incredibile. Sì. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'ha visto? Chi l'avrebbe mai detto? No, quindi insomma, certo. Il tutto secondo me va guardato nella prospettiva, in una prospettiva diversa, ok? Che è proprio quella invece di velocizzare l'inserimento, e non solo l'inserimento, proprio insomma, il fatto di essere ancora più decisivo, ok? Anche con la prima squadra, perché comunque chi lo ha visto tra le partite, per esempio in Coppa Italia, io l'ho visto in allenamento e tutto, comunque questo fatto che sia ancora pesante nelle movenze e in tutto è evidente, cioè non è che si fa lesa maestà a dire questo, capito?
No, Bilancizio ci dice: il discorso minutaggio l'ho pensato anch'io, però in queste settimane, se sarà convocato con la Turchia Under 21, quando dovrebbe accumulare minutaggio con la primavera? Quando torna, perché la primavera si ferma come la Serie A, Esatto. quindi Cioè, non è sto che uguale. resta qui e va a giocare in primavera, no, capito? Si ferma anche la primavera e quindi lui va in Turchia, giocherà con la Turchia, fa minutaggio, torna qua, fa magari ancora più minutaggio con la primavera e poi via. Ricordatevi che giocare in primavera non preclude il fatto di giocare in Serie A nella stessa giornata, Certo. attenzione. Ma poi posso anche dire che normalmente, quando un giocatore, ad esempio, rientra da un infortunio, va comunque a provare con la primavera. Lo stesso Duvan Zapata ha giocato con la primavera. Ederson ha giocato con la primavera. Cioè ci sono delle situazioni dove la primavera, in questo caso, serve semplicemente per la condizione. Poi, se fra 3 mesi e mezzo, 4, 2 e mezzo, Kilixoy lo vedi solo esclusivamente di primavera, allora sarà un altro tipo di discorso. Ma ora fare un discorso anticipativo sul nulla, perché stiamo parlando del nulla, tra l'altro ancora di più dopo l'infortunio di Belotti. Ma ti posso dire un'altra cosa su questa roba qua? Perché vedi, anche Daniele dice: questo inserimento in lista primavera ha una sua giusta logica. Quello che sembra strano è che impieghi tutto questo tempo per entrare in condizione. Perfetta la seconda parte. L'inserimento in lista primavera non è che viene inserito, ok? Cioè, nel senso, se non ci fosse stata questa regola per cui devi dare il nome nella maglietta al fuoriquota, magari Kilixoy sarebbe andato in primavera e noi l'avremmo scoperto Casualmente. il giorno della partita con la distinta. Nella distinta, esatto. Come era successo prima con, ripeto, gli anni scorsi con Kilixoy, con Kingston, Con Kingston. K&K. Sì, K. Ok, cioè ci si stupisce chiaramente perché è un giocatore della prima squadra che è stato pagato e via dicendo. Però l'obiettivo deve essere quello secondo cui il giocatore rientra il prima possibile in condizione per essere utile in prima squadra, capito? Cioè non è che il Cagliari l'obiettivo è quello, certo. non serve a niente, lo mandiamo in primavera. No, non è quello il passaggio. Grande Ninja. Capito? Nel dubbio non ha è preso già quello la il maglietta. passaggio. Bellissimo. Capito? Ma certo. Però secondo me posso dire è una polemica che non esiste. Non è proprio il caso di creare una polemica del genere, per come la vedo io. Non c'è la polemica. È stato un comunicato, poi vediamo il discorso negativo della condizione, ma poi si è visto anche in campo. Ci si può aspettare di più da un giocatore come Kilixoy? Assolutamente sì. Quindi allora, com'è possibile? Com'è possibile? Io vi ricordo sempre l'esempio di Shomurodov che è arrivato a Châtillon e per sua stessa ammissione per un mese non aveva fatto niente d'estate, cioè da come aveva smesso la stagione precedente, stop, cioè non si era più allenato, non aveva fatto niente, non aveva fatto dieta e quant'altro, ed era arrivato comunque tutto sommato esteticamente neanche sovrappeso. Kilixoy ha fatto una stagione clamorosa 2 anni fa, ha fatto la stagione dell'anno scorso in cui c'erano tante aspettative, in cui non ha reso quanto ci si aspettasse da lui. Evidentemente durante l'estate si è lasciato andare, cioè tra la fine della stagione scorsa e l'inizio di questa stagione si è lasciato andare, tanto che anche se ha fatto la preparazione, le gare di Europa League, di Champions, di Conference, non ricordo. Sì, ma poi ha fatto qualche minuto, non è che ha fatto 90 minuti. Ma aveva, a parte che aveva una maglietta XXL per coprire ogni tipo di cosa, ma poi si vedeva chiaramente quale fosse la situazione, ok? E quindi il discorso è tutto qui, cioè, io credo anche un'altra cosa, che se Kilixoy non avesse avuto magari anche quell'indole a godersi la vita, diciamo così, e magari il Besiktas se lo teneva e non lo dava in prestito al Cagliari, cioè la butto lì. Ma poi l'ha detto anche Pisacane, io devo comunque salvaguardarlo. Che è in backstage, che lo vediamo ribaltato, obbligo. Nino, quindi devi girare il telefono, ti vediamo a suo contrario, quindi prova a togliere la rotazione, se ce l'hai attiva. Probabilmente sì, attiva.
No. No. Guarda, ti facciamo vedere come entri, Nino. Eccoti. Ecco, così. Così? Ecco. Buongiorno a Nino Buongiorno. Pinna, primo ospite di oggi. Ciao Nino, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno Come a stai? tutti, buongiorno a tutti. Non c'è male, dai, tiriamo avanti come sempre. Quel quadro dietro di te è meraviglioso, sappilo, cioè a Mi me piace piace. veramente tanto, molto, molto. Poi sono amante dei colori, quindi queste cose mi piacciono tanto. Ben trovato intanto Nino, grande amico grazie. di 131, bentornato in Sardegna anche dopo l'inizio di questa stagione al Savoia, rinforzato il Budoni, andato a segno nell'ultimo turno, quindi prima domanda, come a Tintoria, come stai? Bene, sono contento che sono tornato in Sardegna, sono contento di essere venuto a Budoni e niente, è un po' il primo periodo di adattamento, di assestamento, però mi sto trovando alla grande, qualche ragazzo lo conoscevo già e niente, ci sono i presupposti per fare una grande stagione, sicuramente la faremo. Ti avevano cercato già quest'estate, dici la verità. Sì. E poi invece hai deciso di andare al Savoia. Sì. Poi ho scelto diciamo di fare una scelta, cioè di andare in una grande piazza, comunque di uscire dalla Sardegna, diciamo, dai, quella è stata la scelta, però poi dopo quanto? Dopo un mese e mezzo mi ha richiamato il presidente e niente, ho cambiato idea, diciamo. Diciamo che ho fatto una scelta di vita. Scelta di vita, come ti trovi a Budoni intanto? Benissimo, si sta benissimo, diciamo che mi ricorda un po' Arzachena, no? Che sarà siamo l'area in della Gallura, Gallura, Nino. Esatto. c'è il mare, società top, credetemi, come lo era anche Arzachena, non ti fanno mancare niente, si sta bene, il mister è bravo, niente, ti ripeto, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Dobbiamo iniziare a macinare, iniziare a far punti e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni tutti quanti. Sì, anche perché siete in tanti sardi, soprattutto tanti sardi forti, cioè non ce ne vogliano gli altri, però insomma credo che lo zoccolo duro degli over dei sardi o comunque dei giocatori che conoscono anche la Sardegna e la Serie D sarda per averci giocato, insomma, forse sei tu, c'è Pietro Ladu, Giacomo Santoro, chiaramente capitano Marco Faris, insomma c'è un'anima importante all'interno della squadra di Mister Cerbone. Sì, siamo alcuni sardi over che conoscono la categoria e poi ci sono anche tanti ragazzi stranieri che comunque molti di loro hanno giocato in Sardegna l'anno scorso. Molti di loro hanno fatto l'eccellenza, però diciamo tra virgolette che erano i top dell'eccellenza, dai. Quindi a prescindere dalla categoria conoscono bene l'ambiente, dai, conoscono bene come si vive qui, quindi magari non hanno bisogno rispetto ad altri stranieri di quel periodo di adattamento quando sei fuori sede. E poi ci siamo noi che comunque conosciamo bene la categoria, diciamo tra virgolette che siamo anche amici, perché comunque con Pietro ci ho giocato l'anno scorso, con Jack l'ho conosciuto l'anno scorso lo stesso al corso prima che andassimo a Nastir e ci ho stretto un grandissimo rapporto. Dobbiamo essere noi a trascinare gli altri, a portarli nella giusta strada, nella giusta mentalità, perché questa non ti perdona, l'abbiamo visto l'anno scorso col COS che stavamo sempre a parlare di squadrone e poi siamo finiti per retrocedere, quindi ci vuole la giusta mentalità, ci vuole il giusto atteggiamento, ci vuole la giusta dedizione, ci vuole il giusto impegno e poi sarà il mister a farci capire tutte queste dinamiche. Noi andremo in campo e dovremo dimostrare il nostro potenziale e cercare di fare un grande campionato, perché ci mettono a disposizione, cioè quasi tutti la casa da solo, abbiamo il Vitto,
lo stipendio è sempre puntuale, ci mettono nelle condizioni veramente di fare bene, di pensare solo al campo. Prima di passare la palla a Luca, con me Mister Cerbone. Vabbè, io ci sono da 2 settimane, ti dico la verità. Già in 2 prima di settimane venire per qua, uno certo. riesce. Prima di venire qua me ne hanno parlato benissimo e niente, ti posso solo dire che si conferma quello che mi hanno parlato. È un uomo che si vede che conosce il calcio, ha fatto la Serie A, quindi non devo stare io a dirlo. È da tanto tempo che allena qua, è da tanto tempo che allena anche in Sardegna perché è stato anche un anno della Zacchena. E niente, sono rimasto stupito perché si vede proprio che ha conoscenza del calcio, conoscenza anche della categoria. E niente, sono sicuro che ci metterà nelle condizioni migliori di esprimerci al meglio. Tutto qui. Ti ha già dato qualche consiglio da attaccante? Sì, poi lui faceva, se non sbaglio, faceva quasi il La mio ruolo, seconda dai. punta, Sì. esatto. Sì, mi ha dato qualche consiglio. Abbiamo visto qualche video della partita e mi ha dato qualche consiglio che poi come Napi, no? Perché Napi faceva esattamente il mio ruolo, sembra così, però il consiglio di questi giocatori, poi ex giocatori che hanno fatto categorie importanti, ti assicuro che poi sul campo, se li apprendi e li metti in pratica, potrebbero essere decisivi, dai. Sì, anche perché non è per tutti, insomma, essere Esatto, allenati da un ex giocatore di Serie A. Da quel punto di vista sicuramente è una grande fortuna. Nel frattempo ringraziamo Giuliano, Luca, Esatto. per la donazione di 5 euro. Grazie 5 Giuliano. sterline, 5 5 sterline. sterline, scusami, non ho visto Grazie mille bene. Giuliano. Mi sono sorprendi, come si suol dire. Ancora meglio allora, grazie. Grazie davvero. Giuliano. Allora Luca. ti chiedo Ninni, ne approfitto anche sulla Nino, domanda che fa Ninni. Nino ho detto? Nino. Perché Non Nino lo ho detto? Non lo so, so. perché c'hai 252 anni. È vero, perché mi stavo Devi confondendo con Nico. sapere, Comunque, a Nico. proposito dell'età, Ecco, attenzione. che Nino Pinna è stato bullizzato da tempo da Roberto Pinna, con cui, cioè Roberto e Nino Pinna, perché Roberto dice che Nino in realtà è il giovane vecchio, perché tu lo vedi, insomma, tutto serio, nonostante sia classe 2001, beato a te, caro Nino, Beato poi te. è sempre stato super responsabilizzato da quando era ragazzino e tutto, e quindi il giovane vecchio. Però vedi Nino, oggi abbiamo trovato una persona decisamente più anziana di te sotto tutti i punti di Questo vista, è vero. perché non Questo è sembra, vero. ma Luca si porta bene sui 68 anni, quindi insomma Complimenti. quando era giovane, Capito, quando era 68. giovane 68, poi adesso Parliamo di 74. parliamo di cose Vai, serie, parliamo un po' sul vai. discorso relativo alle sarde che possano ambire ai playoff. È comunque un girone importante, ci sono anche delle squadre storiche, mi viene a pensare comunque alla Nocerina, all'Ischia. Qual è la situazione? Come ti è sembrato? Quali sono anche le ambizioni da parte Allora, ovviamente tua e della squadra? sì, allora il girone G è sempre stato, secondo me, almeno rispetto alle altre esperienze che ho avuto negli altri gironi, un girone equilibratissimo, nel senso che la prima in classifica può perdere contro l'ultima in classifica. Cioè, può succedere in tutte le categorie, in tutti i gironi, però tutte le partite sono difficili in tutti i campi e anche in casa. Questo è poco ma sicuro. Secondo me c'è la Scafatese, vabbè, che ha fatto, cioè, diciamo che la corazzata, ma non del girone, proprio della categoria, perché penso che abbia speso, è la squadra che ha speso di più in tutta la categoria. Poi c'è la Nocerina che inseguirà, immagino, e poi si vedrà. Secondo me l'Alba Longa è una grande squadra, per quello che non dobbiamo sottovalutare il punto che abbiamo fatto domenica, pur potendo fare di più, perché potevamo tranquillamente vincere la partita. E poi ci sono i punti interrogativi. Secondo me noi possiamo fare un grande campionato, lo ripeto. Certo, magari l'obiettivo iniziale è la salvezza, però sono sicuro che se ci darà fiducia qualche vittoria in più, potremo ambire anche a qualcosina in più. Io non ti dico playoff, però magari ti trovi lì a febbraio, a marzo e provi a giocartela, perché no? Sono sicuro che comunque questa squadra ha le potenzialità pure per fare un campionato e pure per arrivare nei playoff. Poi per quanto riguarda le altre sarde, vabbè, c'è l'Obbia che è una grande squadra,
C'è Lubbia che ha grandi giocatori, quindi poi non so bene la situazione perché se ne leggono di tutti i colori e non mi permetto manco di entrare nel discorso, però posso dire che se l'Olbia terrà tutti questi giocatori si può tranquillamente fare un campionato importante, poi non so se c'entrerà i playoff. Poi c'è la Dolce che è la classica squadra giovane con tanti ragazzi locali e tanti ragazzi del posto che farà il suo campionato, e poi c'è il COS che è una squadra forte, che ha tantissimi over forti e che ha tutte le potenzialità per fare un campionato tranquillamente da playoff come lo poteva fare l'anno scorso. Poi starà il campo a parlare. Poi c'è il Monastir che viene dall'eccellenza, che è un mister con cui ho giocato, Marcello Angeleddu, che già da giocatore era un grande allenatore, quindi Era un allenatore in campo. esatto. Quindi immagino che il Monastir possa fare un grandissimo campionato, infatti ha iniziato bene, ha fatto 9 punti e speriamo che continui sulla scia dell'entusiasmo, dai. C'è una squadra di ragazzi giovani, più qualche ragazzo dell'anno scorso, come Simone Pinna, come Masia, che, che sicuramente sono giocatori di esperienza e hanno fatto la categoria, anche categorie superiori, che trasciniranno sicuramente i ragazzi più giovani che hanno bisogno di loro. E invece sui tuoi obiettivi? Bravo. Esatto. Sui i miei? I tuoi, Sì. sì, sì, i tuoi. Guarda, io obiettivi personali, scusa, obiettivi personali, spero di fare un grande campionato e di fare gol, di fare assist, perché comunque il mio ruolo lo richiede, in modo da far vincere la partita ai miei compagni. L'anno scorso però complessivamente ho fatto 14 gol e sono retrocesso e non voglio che questo succeda. Ecco. Preferisco farne 10 e fare un grande campionato di squadra, ma anche farne 8, cioè, per dire. L'importante è Poi certo, l'obiettivo certo. personale, se proprio devo dire dei numeri, doppia cifra, anche qualcosina in più. Però Magari anche con ti gli ripeto, assist, perché vedo che ne fai tanti anche di assist, quindi sì, 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 anche doppia comunque doppia. sono importanti come i gol. Però se devo scegliere preferisco fare qualcosina in meno di numeri personali tutta la vita e fare un grande, grande campionato di squadra, perché poi la squadra ti valorizza. Certo. Nino, parliamo del Cagliari. Come lo vedi Sì. quest'anno? Allora, ti dico la verità. Allora, a inizio stagione, prima che iniziasse il campionato, non ero tanto convinto. Non ero tanto convinto perché comunque, vabbè, a parte il cambio allenatore, che comunque è un allenatore nuovo, perché viene dalla primavera, per cui me ne hanno parlato benissimo, però comunque poi la Serie A è un altro mondo e quindi era una scommessa, diciamo, della società, e poi anche la rosa, ti dico la verità, non mi faceva impazzire, però comunque il Cagliari è fastidioso. Io ho visto quasi tutte le partite, il Cagliari dà filo da torcere a tutti. Ti dirò adesso, vabbè, mi dispiace per l'infortunio di Bellotti, che sia fatto il crociato, sicuramente interverranno nel mercato, però mi piace come squadra, è una squadra bella aggressiva, sono sicuro che potrà fare un buon campionato a salvarsi, spero il prima possibile per poi divertirsi e giocare magari con più spensieratezza, però sono sicuro, almeno penso che arriveranno all'obiettivo, penso e spero tra l'altro che arriveranno all'obiettivo della salvezza, dai. Come vedi l'attacco da attaccante? Ma l'attacco Esposito è un calciatore che mi piace perché ha qualità, estro, prova a fare la giocata, ti dirò, non ha fatto male manco l'anno scorso all'Empoli, anche se è retrocesso. Poi, vabbè, Belotti si è fatto male e poi non mi ricordo il nome dell'altro attaccante, Borrelli? Borrelli. bravo di Borrelli, che ti dirò, ha caratteristiche diverse da Esposito, secondo me possono giocare anche insieme, però magari si deve ancora adattare nella categoria. E poi c'è Gaetano che a me non dispiace, ti dico la verità, perché ha tanta qualità e secondo me deve avere ancora quella scintilla, dai, quella scintilla per scoppiare, quella scintilla per sbloccarsi, per entrare in fiducia, per essere più continuo, perché secondo me è un grande giocatore Gaetano, è un grande giocatore.
che deve ancora trovare forse però il suo La sua posto dimensione, nel forse, mondo, non lo nel senso so. nel mondo Cagliari, cioè evidentemente Esatto, capire un po', esatto. tra l'altro perché quest'anno con la 10 sulle spalle non è neanche Non è neanche semplice. E facile. invece Felici, Luvumbo, non so se hai seguito anche insomma, le vicende di Kilixoi, del turco, insomma, che sono poi giocatori No, più simili questo a te anche come, come sì, caratteristiche. ma Lufumbo, vabbè, Lufumbo di caratteristiche mi piace tanto perché ha una cilindrata diversa rispetto agli altri. Però anche lui, magari ci sono quelle partite in cui ti entra a mezz'ora e ti fulmina tutti, e magari quelle altre in cui magari non lo vedi per 70 minuti, capito? Quindi Gli manca il tiro di eh, Nino Pinna all'Uvumbo, cioè per essere preciso e cattivo sotto porta, capito? bravo, Con no, i tuoi piedi probabilmente gli manca essere un uniti. po' gli manca essere un po' cattivo Sotto sotto porta, porta sì. e purtroppo la cosa del calcio è che si ricordano tutti dei numeri che fai, cioè non si ricordano delle prestazioni. Perché se tu fai una grande prestazione e perdi la partita non se lo ricorderà nessuno, mentre se tu vinci la partita e c'è scritto Luvumbo 1-0 se lo ricorderanno per tanto tempo. Quindi sta lì, poi, diciamo una frase fatta, perché poi è facile dire bisogna fare i numeri. Grazie, le squadre Solo lottano che per non poi far fare gol. Cioè, è non è quello, così. specie in Devi... Italia, specialmente in Esatto, Italia. esatto. Però complessiva, anche Felici mi piace come giocatore, ha grande gamba, ha grande passo, è un giocatore che può fare bene, che può fare bene. E complessivamente, ti dirò, complessivamente possono fare un campionato tranquillo, possono fare un campionato tranquillo, poi la verità è che dipende anche dalle altre a volte, perché magari, che ne so, l'anno scorso c'era il Monza che ha chiuso a 14 punti. E più squadre ci sono che magari non riescono ad arrivare a quella soglia là di 40 punti, e meglio è, questa è la verità. Certo. Poi se ci arrivano pure le altre squadre, speriamo che il Cagliari la spunti con, che ne so, che arrivi a 45 e si salvi il Cagliari, dai. Lo fa il fantacalcio, Nino? Sì, dobbiamo ottenere una squadra in Serie A in Sardegna, come Attenzione. dobbiamo ottenere una squadra in Serie C. È giusto, è giusto. Vero, Cercare vero. soprattutto di portare insomma, quante più squadre dalle categorie minori, ecco, diciamo così. Ti ho chiesto del fantacalcio perché Luca Di Leonardo è il massimo esperto di fantacalcio che esiste sulla terra. Quindi sono avendo- vecchio e massimo esperto. Avendolo Sono già fatto una inventato bella praticamente idea. lui nella sua precedente esistenza, quindi se hai qualche consiglio da chiedere di fantacalcio e quant'altro, approfittane adesso perché insomma è gratis e quindi ti diamo questa possibilità vista Allora, l'amicizia. faccio il insomma. fantacalcio e ne faccio più di uno, ne faccio due da solo e uno con un altro mio amico, quindi ne faccio Ah, tre. E non, la non verità, pochi. non è che stanno andando male di più, perché Come Ma perché tu preso Ken da Ken, qualche c'è parte. da qualche parte c'è Ken, infatti. da tutte le parti, il problema è quello. la faccia Da tutte le parti. Ti capiamo, Da tutte Nino, le siamo parti c'è solidari Ken. con te. Ma Siamo prima o poi si solidari con te. sbloccherà. Prima o poi si Me lo sbloccherà auguro. perché secondo me è Me lo uno auguro tra... perché sennò... Diciamo che con Lautaro secondo me è l'attaccante più forte della Serie A. Cioè c'ha proprio una potenza diversa dagli altri. Infatti ce lo dobbiamo tenere stretto anche per la nazionale perché ci dovrà dare una Direi. grande mano. Perché se non andiamo al Direi. mondiale manco quest'anno È vero. Diventa divertente dura, il è tutto. dura. Diventa divertente. Fagli domande sul fantacalcio di Leonardo, dai, Ma forza. no, ma io, Visto io che è il quello... tuo No, terreno di no, no, no. caccia. Però Visto che io è il tuo terreno voglio di chiedere, caccia. non sul giocatore, ma sul tipo di gioco che fai. Ne fai tre, ma tu hai tre classic o fai anche mantra? Classic, tutti e tre Ecco. classic, tutti e tre a 8 squadre e uno Ok. con il modificatore, no, due, no, Col uno con il modificatore. modificatore di difesa, gli altri classici. Io ti direi, sicuramente avrai un fantacalcio storico, lo fai anche con gli amici Sì, oppure... sì, Ecco. diciamo due sono con i miei amici, che comunque siamo tanti, quindi ne ho fatti due da 8, e uno Ah, sono con un ok. altro compagno che vive a Dublino, con dei ragazzi Bello. sardi che vivono a Dublino, sì. Spettacolo, perché se Questa è entri una roba nel gruppo... fantastica. Beh, ma infatti il fantacalcio è soprattutto la funzione social, cioè il fatto Sì, che sì, sì. tu alla fine riesci a trovare, perché capita anche a me, io gli amici di sempre li vedo ormai solo per le aste del fantacalcio, perché è così, c'è poco da fare, ci vediamo ogni 3 mesi perché chiaramente famiglia, questo e quest'altro,
Però ecco, questo per me è il vero discorso del fantacalcio, non il gioco in sé, che ti diverti, ti fa incavolare, però è anche una funzione che viene quasi persa negli anni, però ecco, il fantacalcio rimane ancora il gioco dagli anni 90, che rimane, che anzi sta diventando sempre più seguito, sempre più giocato, perché non sei l'unico a giocarlo. Mi immagino le vostre aste, tu Pericle, Nino Bixio, poi chi altro? Mazzini, Napoleone. Buona parte. Certo, d'altronde insomma voi giovani L'età fantacalci è quella. Ma sono invece tutti aspetta, di Bosa, quelli di Dublino. esatto. Com'è? Sono tutti di Bosa, quelli del fantacalcio di Dublino? No. Allora, c'è il mio amico di Bosa e poi ci sono altri ragazzi, c'è qualcuno di Sassari, mi sa, però non li conosco, non li conosco perché io ho detto, lo faccio con te, l'asta la fai tu perché sei lì e... Ah, ok, non hai partecipato all'asta. No, non ho Ah, partecipato. Sei socio, diciamo così, dai. E allora ti dico, sei soddisfatto della squadra che ha fatto? Sì, allora, Non mi sei sembrato allora ti dico questo convinto. aneddoto. Allora, vabbè, ok, ci facciamo una mezza listina, no? Prendiamo Ok. questo, c'era il modificatore, quindi abbiamo preso, non so, forse abbiamo preso Buongiorno di Lorenzo dietro, abbiamo fatto una buona difesa, poi a centrocampo abbiamo preso qualche scommessina, tipo Tramoni, e c'eravamo, fino al centrocampo arrivavamo all'attacco con un buon budget, adesso non mi ricordo bene, e gli dico, allora, un giocatore non dobbiamo prendere, perché schizzerà alle stelle e per qualità-prezzo non lo voglio prendere, ed è Thuram. Comunque, Primo nome preso. parte l'asta di Thuram, boom, partono a 1000, e lui cosa fa? Mi sa che era un 166 su non mi ricordo quanto, per rialzare, e gliel'hanno lasciato. A posto. Aia. Un giocatore non volevo prendere, poi è Thuram, nel Beh, senso è non è andata che... bene, cioè, già che è andata nel bene. senso non è che... Però No. poi non abbiamo preso altri attaccanti perché non c'avevamo più un euro, quindi... Tra l'altro, Abbiamo ti preso dico- Davis. c'è anche questa notizia, ahimè, che stamattina agli esami Thuram, perché ieri si è fatto Sì. male. Si è fatto Si è male fatto ieri in male. Champions. Possibile quindi contrattura. Guarda come sciogliere una società di fantacalcio proprio così. Rovinare una- Dopo uno come spettacolo. rompere una amicizia. Esatto. E poi guarda che c'è amore e odio. Ci vediamo, Si però poi parte da rompiamo lì. le sono state rovinate purtroppo, amici. No, ma è Eccolo incredibile, qua, cioè. Giovanni Cadoni. Bravo, eccolo qua, è proprio lui. L'abbiamo È proprio lui. Questa è fantastica, in diretta così, grande Bellissimo. Giovanni. Bellissimo. Mitico. Siamo con voi. Però Va bene. lotteremo. Lotteremo fino alla sì, fine. vabbè, ma hanno giocato solo 5 partite, quindi insomma Sì, c'è ancora ancora, lungo. c'è ancora tempo per farcela. Va bene, Nino, allora grazie intanto per essere stato stamattina qui con noi, ci vediamo sicuramente più avanti sia a Budoni, ma magari anche di nuovo qui durante la stagione, perché essendo la casa dello sport sardo a noi fa piacere anche reinvitare chi è già venuto, se poi un amico come te ancora di più. Va bene? Quindi buona giornata, buon allenamento, buon tutto, esibieus, ok? Va benissimo, grazie mille a voi, vi auguro un buon lavoro e niente, ci vedremo più avanti. Grazie Un mille. abbraccio grande. Grazie Ciao, Nino, ragazzi. un abbraccio. Ciao, Ciao. Un abbraccio a Nino Pin. Hai visto sta roba del fantacalcio? Comunque incredibile il potere del fantacalcio, ragazzi. È una cosa, cioè veramente non l'avrei mai detto, Sei nel metaverso, c'è poco da fare. Federico dice: a me è successo con Barella, ha preso 80 crediti per rialzarlo agli altri. Perché vero. quando fate le carogne, ragazzi, ogni tanto il karma vi punisce, cioè c'è poco da fare. Questa roba perché anche Luca Di Leonardo è una carogna maledetta, perché me l'hanno detto, me l'hanno testimoniato qualche giorno fa chi era in un'asta con lui, capito? Quindi quando fate le carogne, prima o poi vi capita di dover Sbatti. insomma, sì. Chiederei subito al secondo ospite di oggi, Matteo Magari. Pentassuglia. Ben trovato, Ciao, Matteo. benvenuto, buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno a voi. Anche tu fai fantacalcio? Anche se ti occupi di tutt'altro? Allora, no, però lo facevo Grande! No, ed ero quello famoso perché si faceva ancora per mail quando lo facevo io. Ero quello famoso per non mandare mai la formazione, quindi arrivava fino a Gra- per tempo, perché mi Quindi dimenticavo praticamente- sempre di mandare.
praticamente ti hanno eliminato, dice Matteo vuoi fare il calcio? No, forse non ti invitiamo a sto giro. No, era buono per loro perché mettevo la quota, però... Ah, è vero, hai ragione. Allora, buongiorno Matteo, intanto presentiamoti, allenatore di volley, reduce dall'esperienza ai mondiali femminili con la Slovenia, orgoglio sardo, direi, permettimelo, insomma, a livello anche di risultati. Raccontaci un po' la tua esperienza di allenatore di volley all'estero, visto che poi ti sposti tra Francia e Slovenia, giusto? Sì, adesso sto alternando Francia e Slovenia negli ultimi 2 anni. Sono stato 3 anni in Francia e 2 anni, gli ultimi 2 nella Slovenia. Prima ho lavorato in Finlandia, prima di essere in Francia ho fatto 4 anni e mezzo. Quindi sì, da tanti anni che lavoro all'estero, che non lavoro più a Roma. Ho avuto solo una piccola parte in Italia, scusami, ho avuto solo una piccola parte a Roma per 3 mesi a fine campionato e poi sono ritornato all'estero in Francia. Si sta bene all'estero, si sta bene perché si fa pallavolo in maniera serena, con la fiducia delle società, con la visione di un processo, di una squadra, quindi non si ha subito la pressione dei risultati, ma si ha anche la pazienza di attendere che il lavoro arrivi, quindi diciamo che mi trovo molto bene. Stiamo vedendo alcune immagini dal tuo profilo Instagram. Tra l'altro abbiamo visto anche nel passato, visto che chiaramente conosce Alessia Orro in quanto insomma esperto addetto ai lavori appunto del volley femminile. Abbiamo visto immagini in cui eravate insieme ai mondiali, vi siete trovati, insomma, quindi ti chiedo più che altro da addetto ai lavori questo exploit, che poi in realtà non è un exploit perché la tradizione italiana nel volley è storica da quando eravamo bambini, anche noi, però ecco, sicuramente riconfermarsi campioni mondiali sia nel femminile che nel maschile a così pochi giorni di distanza credo che sia comunque un qualcosa da ricordare molto molto a lungo. No, è sicuramente una roba incredibile, ma ci sono vari fattori che passano sia dalla parte pallavolistica, perché sicuramente anche vedere quanti allenatori italiani ci sono nelle nazionali straniere ti fa capire quanto il livello tecnico e tattico italiano sia un livello importante, ma la cosa che per me è stata la chiave di questi mondiali, sia l'Italia maschile che l'Italia femminile, è stata soprattutto la parte caratteriale, perché noi diciamo sempre che quella parte lì fa almeno il 50% del lavoro. Tu puoi essere il più forte tecnicamente, il più forte tatticamente, ma se non sei in grado di creare un gruppo o di gestire la pressione o di avere il carattere di affrontare alcune situazioni, non riuscirai mai a vincere. Quindi per me quella parte lì è stata una parte fondamentale sia per la femminile che per la maschile. Chi ha visto ad esempio le interviste finali sia dopo la finale femminile che dopo la finale maschile può capire quanti sforzi ci siano dietro questo lavoro e quanto carattere e quanto spirito di gruppo ci sia dietro quelle squadre lì. Quindi credo tanto che questo sia fondamentale, e da italiano sono stato molto contento e emozionato per tutti e due le finali. Ovviamente la finale femminile, essendoci Alessia, è stata per me una roba un po' più emozionante, però anche la finale maschile devo dire che mi ha lasciato tanto contento. Ecco, la domanda che poi insomma spesso ricapita, noi appunto qua abbiamo a Buongiorno 131 stiamo cercando di ospitare protagonisti dello sport sardo, non solo del calcio poi nello specifico, che anche per noi però è in qualche modo il core business del nostro lavoro, per tutta una serie di motivi che tu puoi ben capire. Però faccio anche a te la domanda che è stata fatta per esempio alla presidente Secci quando è venuto, ma non soltanto, cioè perché l'Italia continua a ricordarsi di sport come il volley, magari anche come l'atletica e via dicendo, soltanto quando si vince e non si riesce a fare, cioè a vivere gli altri sport allo stesso livello come succede in altri paesi, come per esempio magari appunto dove sei tu in Francia
penso alla Germania, all'Inghilterra stessa, cioè perché noi siamo così testardamente calciocentrici? Cioè, te lo sei mai chiesto il perché? Guarda, io sì, ne ho discusso spesso e ho un parere molto discordante dal resto delle persone, perché io penso che sia, tra virgolette, giusto. Nel senso, ti spiego perché. Il calcio è uno sport storico. Il calcio ha sempre riunito persone, riunito amici, riunito famiglie, amici che si rincontravano allo stadio, in curva e tutto quanto. Il calcio è arrivato negli anni a meritarsi uno spazio che ora ha. E se io penso alla pallavolo, ad esempio, prima di tutto vedo tanti miglioramenti da questo punto di vista. Quindi se prima si diceva non abbiamo spazio, adesso lo spazio iniziamo piano piano ad averlo, perché comunque i risultati stanno arrivando ed è importante, è sempre importante avere dei risultati, perché più tu fai risultati, più sei mediatico e più la gente ha voglia di seguirti. E questo è fondamentale. Non potremo mai paragonarci al calcio, perché il calcio ha una storia incredibile. L'unica cosa che possiamo fare, e che sarà importante, è continuare step by step a cercare di avvicinarci. E cercare di avvicinarci si fa tramite i club, tramite le nazionali, tramite la comunicazione, tramite chiacchierate con gli amici, tramite i social, però sta anche a noi cercare di fare questo lavoro qua. Perché spesso diciamo il calcio è in prima pagina, ma il calcio magari fa qualcosa in più di noi. Cioè noi siamo nella stessa città del PSG. Quando gioca il PSG alle nostre partite c'è sempre meno pubblico e la giusta domanda è perché no? Perché non è normale che da noi venga meno pubblico quando gioca il PSG? Il PSG ha uno stadio da 80-60 mila persone, non so quanto. È una squadra che vince le Champions League, che vince i campionati, che è in tutte le televisioni del mondo. Perché non deve avere più pubblico della pallavolo? Quindi per me è giusto, ma noi dobbiamo cercare il più possibile di fare qualcosa per avvicinarci a questo mondo qua. Sì, anche perché poi la cosa che stupisce proprio a livello di analisi generale, anche tra sport e sport, è che comunque la pallavolo resta praticamente dopo il calcio lo sport più svolto in Italia, insomma, tra bambini, bambine, adulti e tutto, quindi insomma anche a livello numerico c'è una certa rispondenza che dovrebbe portare a crescita, ecco, fondamentalmente. Io poi parlo sempre a livello mediatico, cioè perché io guardo quello che è il nostro campo di osservazione, cioè per prendere la prima pagina di un giornale tu devi vincere l'oro olimpico o devi vincere l'oro mondiale, magari dopo che sei arrivato a un pelo dall'eliminazione e quant'altro. Invece in altri paesi è normale aprire il giornale, il sito, insomma la TV, quello che è, non necessariamente con il calcio, cioè possibile che soltanto la Formula 1, ora il tennis con Sinner, siano riusciti a scalfire questo dominio, perché effettivamente adesso da quando c'è Sinner che ha tirato su, ha trascinato anche gli altri, no? Cioè da Musetti in giù, Cobolli, tutta la serie di italiani che fanno parte del circuito maschile, la Paolini nel circuito femminile. Non dico che calcio e tennis abbiano la stessa dignità a livello mediatico, cioè non che la decida io la dignità, cioè nel senso, viste le scelte che vengono fatte poi anche dai principali media nazionali, il volley, il basket lo fanno solo nel momento della vittoria. Per quello che io, poi questa è una mia anche crociata personale, per quanto sia stra-appassionato di calcio, il calcio sia il mio ambito d'azione a livello lavorativo, però ecco, riconosco che ci siano delle cose a livello di cultura sportiva in Italia che dovrebbero crescere. E ti faccio un'altra domanda invece sul livello italiano, perché tu hai detto all'estero si vive bene, si lavora bene, si sta bene fondamentalmente. Perché in Italia non si sta così bene? No, in Italia si sta bene. Il livello italiano assieme alla Turchia è il livello più forte al mondo, quindi questo sicuramente è una cosa che dà pregio al nostro campionato. Ovviamente, essendo tanti allenatori italiani e tanti bravi,
la possibilità di avere delle squadre di alto livello poi diminuisce. Quindi se le squadre sono tutte piene, devi andare a ricercare anche all'estero. Però qual è il problema? Che più allenatori si hanno, meno sei uno di prestigio, meno vieni pagato, meno vieni calcolato e meno vali. Cosa che invece all'estero è completamente l'opposto. All'estero, se tu in Italia sei uno normale, tu vai all'estero e diventi uno dei più bravi o diventi uno che porta qualcosa di diverso. Quindi il prestigio che tu prendi all'estero è diverso da quello che prendi in Italia. Poi per carità ci sono tanti allenatori che sono da anni in Italia, che hanno prestigio in Italia, che hanno costruito la loro carriera e quindi per quel motivo là hanno la fiducia delle società e tutto quanto. Però è una roba che bisogna fare secondo me con un processo. Se io guardo la mia carriera, l'Italia la vedo tra un po' di anni, non la vedo subito, perché per arrivare a certi livelli devo prima meritarmelo e poi scavalcare quelle posizioni di quegli allenatori che piano piano sono arrivati a meritarsi quel posto molto più di me. Partito da quarto, ricordiamolo, cioè non l'abbiamo detto prima, ma lo diciamo adesso. Da ragazzino pensavi di costruirti questa carriera? Cioè con così tanti successi all'estero? Anche perché, ricordiamo quanti anni hai? 31. Ecco, cioè, insomma, non è che stiamo parlando di uno come Luca Di Leonardo, ripeto, che insomma dall'alto dei suoi... Quanti erano oggi? 74, se non ricordo male. Stanno aumentando ogni volta, Ogni tra un po' diventa puntata, ogni centenario. settimana. Sì, e poi iniziamo da zero. Iniziamo da zero. Quindi insomma 31 anni, un bel curriculum. Da ragazzino pensavi cioè, che sarebbe stata questa la tua vita? Guarda, sì, nel senso che io fino ai 16 anni giocavo, ovviamente facevo il ragazzino, non pensavo e via. Poi ho partecipato al Trofeo delle Regioni e da quella occasione lì ho iniziato a pensare alla mia vita e al mio sport in maniera un po' diversa. Cioè, ho smesso un po' di pensarlo in maniera da giocatore, ma ho iniziato un po' a pensarlo da allenatore. E questo ha fatto un click nella mia testa, tanto che poi a 18 anni ho finito di giocare, ho smesso di giocare, ho deciso di smettere di giocare per iniziare questa carriera. Quindi è una roba che io dai 16 ai 18 ho pensato e ho iniziato anche a fare qualcosa sul mondo di statistica, allenatore, eccetera, eccetera, e poi ai 18 anni ho deciso, ok, questo sarà il mio futuro. Perché? Perché per altezza, per caratteristiche fisiche, non vedevo me stesso arrivare a livelli altissimi, ma credevo di poter arrivare a livelli alti come allenatore. Quindi ho detto, io voglio arrivare lì, voglio vivere certe emozioni, voglio vivere certe partite, se ci posso arrivare da allenatore è una roba che mi piace e investo su quello. Quindi sì, in qualche modo ci credevo. Non pensavo di arrivarci a 31 anni, però diciamo che sono sempre stato una persona con degli obiettivi grossi e ho sempre cercato di inseguirli, quindi sì, ti rispondo sì, ci credevo e ho lavorato tanto per questo e ho fatto tanti sacrifici per questo. Luca? Io proprio su questo ti volevo chiedere, Matteo. Sai, andare all'estero, comunque ai 31 anni, ci sei già da diverso tempo, sembra una passeggiata, ma effettivamente ti verrà, tra virgolette, il mal di Sardegna, nel senso che quando sei lontano, abituato comunque a un ambiente qua che sappiamo, chi sta in Sardegna vive una vita abbastanza tranquilla da un certo punto di vista. Il fatto di andare all'estero, che ti sei messo in discussione, che sapevi benissimo qual era il tuo obiettivo, perché se non avessi avuto quella direzione non l'avresti mai fatto, perché penso che sia stata e sia tuttora una vita di tanti sacrifici, andare via dalla famiglia, stare in un'altra nazione che ti dà esperienza, però ha anche probabilmente diversi punti di vista, e diverse realtà, diverse frequentazioni. Quindi ti chiedo, a 31 anni, tu sei all'estero, stai, diciamo, acquisendo esperienza, ma l'obiettivo è ritornare in Italia? No. Cioè, tu non No, fai nel tutto senso questo che- per ritornare in Italia? No. No, faccio tutto questo per cercare di essere il migliore che posso essere e poi sarà
sarà quello che sono diventato a dire dove andrò e dove potrò arrivare. Cioè, sicuramente c'è l'obiettivo di arrivare in dei campionati top, però ti potrei dire Italia, come ti potrei dire Turchia, come ti potrei dire Giappone, ok? Ti potrei dire tanti campionati. Non hai limiti. Guarda, stare all'estero è dura, ok? È dura perché metti lo sport davanti a tutti, la tua vita privata, tra virgolette, non esiste più. Nel senso che i familiari, gli amici, gli ex compagni di squadra, gli ex compagni di classe, perdi tanto il valore del rapporto perché li vedi 2 o 3 settimane all'anno e quindi lo sport viene prima di tutto. Perché ho deciso di fare questo? Perché voglio arrivare a competere in campionati di alto livello, ma ripeto, può essere Italia e ovviamente mi renderebbe fierissimo lavorare nel mio campionato. Però voglio essere il migliore che posso essere e voglio esserlo nel posto in cui merito di essere. Se meriterò di stare in Germania, starò in Germania. Se meriterò di stare in Italia, starò in Italia. Se meriterò di continuare a stare in Francia, continuerò a stare in Francia. Sicuramente una cosa che è nella mia testa e mi renderebbe la persona più felice del mondo è arrivare in nazionale italiana, perché ovviamente lavorare con la Slovenia è un'esperienza fantastica. Quando però senti l'inno italiano durante le partite dell'Italia, cantato dalle persone italiane, un po' ti viene la sensazione di dire ma io un giorno arriverò là e quindi continuerò a lavorare per arrivare a questi livelli qui. E ti dico anche un'altra cosa, prima avete nominato Alessia. Riguardo all'estero, io e Alessia siamo tanto amici, ci sentiamo spesso. La cosa che penso che abbia strutturato di più il nostro rapporto è proprio questa, il fatto che noi viviamo la stessa vita, ci capiamo quanto sia difficile mentre le altre persone non lo capiscono, perché loro vedono i soldi che prendiamo, che facciamo la nostra passione, il nostro lavoro, quindi sembra tutto bello, ma in realtà non lo è, perché noi lavoriamo dalle 8 alle 10 di sera in ufficio, non abbiamo sabati, non abbiamo domeniche, se a Natale giochiamo non torniamo a casa a Natale, i compleanni non li viviamo, i funerali non li viviamo, tutte queste cose qua per noi non esistono più. Quindi il fatto che noi facciamo tutti questi sforzi è ovvio che ci porti a pensare, speriamo che prima o poi vengano ripagati. Certo. E vedere ad esempio una situazione tra me e Alessia, vederci nella stessa situazione lì al mondiale, perché noi eravamo lei a Phuket e noi a Nakhon, poi quando siamo andati agli ottavi di finale ci siamo riuniti tutte le squadre a Bangkok, e essere lì assieme per noi è stata proprio la coronazione dei sacrifici che abbiamo fatto e di cui abbiamo sempre parlato. Quindi diciamo tanti lati negativi ma tante emozioni che ci regala questo sport e siamo contenti di farlo. Obiettivo Olimpiadi? Olimpiadi. Mi è piaciuta la faccia che hai fatto, guarda. Mi è piaciuta. Allora, già il mondiale è stato. Guarda come ha cambiato. È stata un'esperienza fantastica, perché la cosa più bella di questo mondiale è stato il fatto di essere lì dove c'erano degli allenatori che hanno fatto la storia della pallavolo, cioè essere nello stesso hotel, nello stesso palazzetto, allenarsi prima di Velasco, di Guidetti, di Santarelli, giocare contro Santarelli, fare amichevole contro Guidetti, cioè già quello è stato per me un'emozione fantastica. Poi le possiamo chiamare Olimpiadi, lo possiamo chiamare mondiale, lo possiamo chiamare come vogliamo, ma già essere in quel contesto là è un obiettivo raggiunto. Quindi sì, Olimpiadi ti dico sì, però per ora sono contento di quello che ho fatto e di quello che sto facendo. Come si dice anche a quarto, a paga pago, cioè nel senso, esatto. Insomma, no? Cioè perché a 31 anni esatto, fretta non ce n'è. Domanda inevitabile anche a te sulla pallavolo in Sardegna, cioè perché hai fatto un discorso molto chiaro,
mettendoti sullo stesso piano di Alessia Orro, immagino che in quel livello, in quel discorso tu parlassi proprio della vita dell'emigrato per continuare a inseguire questo sogno, che non è solo un sogno, è diventato oramai un lavoro, e immagino grazie soprattutto al fatto che poi sei potuto andare fuori, perché probabilmente se no qui sarebbe stata dura. Quello che dicevamo anche con il presidente Eliseo Secci della FIPA of Sardegna qualche settimana fa, cioè, i numeri sono importanti a livello di tesserati e tutto, però poi alla fine manca la squadra, no? In Serie A non si sono più raggiunti i livelli dell'Airone Tortolì in Serie A1, la Ermea Olbia, tra l'altro in cui sei stato anche tu nella tua carriera, quest'anno dopo 10 anni di Serie A2 ha alzato bandiera bianca. Da osservatore che conosce sia la realtà isolana, però che adesso è fuori, quindi hai anche il vantaggio di vederla dall'esterno, come giudichi lo stato della pallavolo sarda? Guarda, mi hai fatto una domanda particolare, perché io non sono una persona politica, sono una persona a cui piace andare allo scontro, a cui piace dire la verità, a cui piace dire quello che penso davvero. E ti faccio lo stesso discorso che ti ho fatto prima per la visibilità del nostro sport. E ti dico, in Sardegna siamo sempre stati bravi, i più forti di tutti, a trovare degli alibi. E questo per me è sempre stato un motivo di nervosismo, nel senso che penso, ma perché parliamo sempre degli alibi e mai di cosa poter fare per raggiungere dei livelli migliori? E ti dico altre cose. Abbiamo degli allenatori all'estero, abbiamo degli allenatori che fanno carriera, sardi, parlo di allenatori sardi. Ci chiediamo sempre perché non ci siano allenatori giovani in Sardegna che vogliano iniziare a fare gli allenatori. Ci chiediamo sempre perché il livello degli allenatori nella pallavolo sarda non è abbastanza. Però poi ci ritroviamo a Alessia vince il mondiale, la mettiamo ovunque, per 2 o 3 giorni facciamo hype e poi ci dimentichiamo di lei finché non vince il prossimo mondiale. Matteo Pentasuglia vince 2 scudetti, è 10 anni che è all'estero, è 10 anni che fa di questo sport il suo lavoro, ma nessuno ne parla mai. Stefano Magia è all'estero, continua a fare grandi risultati, è diventato primo allenatore, nessuno ne parla mai. Manlio Pugedo è stato all'estero, Roberto Di Maio è stato all'estero, tanti allenatori che sono all'estero, che sono in Italia in Serie A1, ma io non vedo mai le loro storie riportate per la pallavolo sarda. Ma vedo sempre le solite storie, le solite scuse, i soliti alibi e mai un miglioramento del livello. Quindi ti dico, mi rattrista, perché ovviamente io sono partito da lì e sono cresciuto dalla pallavolo sarda, ma mi rattrista vedere che abbiamo tante storie da raccontare che potrebbero incitare i ragazzi giovani a intraprendere una carriera da allenatore, una carriera sportiva, che sia nella pallavolo che sia in altri sport, e non le raccontiamo. E questo per me, ma posso passare anche per i corsi allenatori. Non ho mai visto delle persone diverse che si occupassero dei corsi allenatori in Sardegna. Ho sempre visto le stesse persone, con gli stessi temi, non ho mai visto dei corsi o dei camp dove si invitavano delle persone che lavorano all'estero o in Italia ad alto livello. Quindi ti dico, il livello in Sardegna sicuramente non è buono. Il fatto che l'Ermea chiuda sicuramente è una storia triste. Il fatto che non abbiamo più Serie A femminile è una storia triste. Ma, come ti ho detto prima, cosa facciamo noi per meritarci questo palcoscenico? Cosa fa la pallavolo sarda per migliorare il proprio livello? E questo per me deve essere un segnale. E con questo non sto chiedendo di essere io la persona che deve farlo, ti ho fatto tanti nomi, ma sto chiedendo di cercare di cambiare la mentalità, sto chiedendo di cercare di pensare che non sono sempre le solite 3-4 persone che parlano di pallavolo, ma che ci sono tanti allenatori che possono espandere le loro storie. E quindi ti dico, mi rattrista
è tanti anni che funziona così, quindi non credo che la situazione cambierà. Siamo dove meritiamo di esserci. Come ti ho fatto il discorso per la visibilità, te lo faccio per il livello. Se noi arriviamo 20esimi al Trofeo delle Regioni, meritiamo di essere 20esimi, perché continuiamo a fare sempre le stesse cose. La pallavolo si evolve tanto, perché negli ultimi 10 anni la pallavolo ha avuto un'evoluzione incredibile, la Sardegna non si evolve. E questo mi dispiace. Eh sì, sei stato molto molto chiaro, sono contento insomma anche di questa risposta, perché poi, ripeto, poi noi dall'esterno abbiamo delle percezioni che spesso però soltanto chi c'è dentro può confermare in un certo senso. Questa tendenza a dover emigrare, appunto, la si vede nella pallavolo, ma un po' in generale anche in altri sport. Nella pallavolo soprattutto mi viene da dire, perché appunto gli esempi che hai citato sono abbastanza paradigmatici su questo aspetto. Matteo, siccome siamo abbastanza lunghi, quindi non ti vogliamo rubare ancora troppo tempo, ti chiedo che stagione sarà la tua, cioè nel senso quali sono gli auspici per la tua nuova stagione, perché insomma arrivare da un'estate in cui hai vinto lo scudetto, poi hai fatto i mondiali in Thailandia, immagino che la carica sia enorme, cioè forse anche riduttivo dire enorme. La carica è enorme, sicuro. Chi mi conosce sa che io sono una persona sempre negativa all'inizio, ma perché? Perché, ok, non posso dire quella parola che descrive chi è sempre negativo all'inizio, però penso che l'abbiate capita, ma sono una di quelle persone che ti dice il 7 ottobre abbiamo la finale di Supercoppa, non la vinceremo mai. Perché? Perché fa ridere così, perché se io dico che vinco ma poi perdo, mi prendono in Ci giro, stai malissimo. ma se dico che perdo e poi vinco, dicono che ho fatto un miracolo, quindi preferisco restare così. Però ti dico, gli obiettivi per me, per il nostro staff e per la nostra squadra sono sempre uguali. L'obiettivo non è arrivare a vincere il campionato, l'obiettivo è migliorare giorno per giorno per essere la miglior squadra che possiamo essere. E negli ultimi 2 anni questo lavoro qui ha pagato e ci ha portato a vincere il campionato. Non era negli obiettivi. Prima che arrivassimo noi come staff, la squadra forse non entrava neanche nei playoff. Siamo arrivati, abbiamo lavorato duro, l'allenatore è stato bravissimo a costruire uno staff numeroso con delle giocatrici con molto potenziale, e il lavoro ci ha portato a diventare quello che siamo diventati negli ultimi 2 anni. Quindi cosa faremo questa stagione? La stessa cosa, continueremo a lavorare duro, cercheremo di arrivare agli appuntamenti importanti il più preparati possibile, e poi vedremo cosa ci regalerà. Ovviamente alzarla per la 3ª volta non sarebbe una cosa che eviterei, anzi la farei molto volentieri, però non ho visto che obiettivi ci di siamo, risultato. dici no, cioè insomma, perché privarsene, ecco. Perché non aggiungere una stellina in Ma questa maniera? c'è anche il detto, Esatto. poi, scusa, c'è anche il detto, C'è tanto non c'è 2 spazio senza sopra 3, quella, scusa. Bravo, c'è tanto esatto. spazio sopra quello Quindi stemma, lavoriamo per cui. duro e lavoriamo duro per cercare di arrivare a obiettivi grossi. Molto bene, Matteo Pentassuglia, grazie davvero di essere stato con noi, ci hai aperto bene anche la mente su quello che è lo stato della pallavolo non solo in Sardegna ma anche da sardo, cioè quindi anche quello che c'è fuori. Il nostro è un impegno che prendiamo oggi, ma insomma credo che si sia capito già da quando abbiamo iniziato, dare voce e raccontare le storie dello sport sardo. Questa è la casa dello sport sardo, cioè almeno noi l'abbiamo intesa in questo modo, e quindi a noi fa molto piacere dare spazio a chi merita, insomma, perché ieri dicevamo raccontiamo le cose che non vanno, ma ci piace raccontare anche le cose che vanno e che funzionano, perché assolutamente questo fa parte del nostro mestiere. Quindi anche per te poi vale sempre lo stesso invito di tornare, quindi insomma sarai il nostro graditissimo ospite durante la stagione, anche per raccontare poi magari
come sono i progressi, insomma, se ci sarà un'altra stellina o quello che è. Va bene? Sarei monitorato. Guarda, vediamo se tra 6 giorni vinciamo la Supercoppa, poi magari vi mando un messaggio. Esatto. Bravo, hai capito perfettamente. Grazie a Matteo Pentasuglia per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Matteo. A presto. Ciao ragazzi, buon lavoro Ciao, a voi. Matteo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Bella. Eccoci qua. Anche oggi puntata bella pregna di contenuti. Tra l'altro Giuliano dice grazie a voi per il lavoro che fate informandoci su tutto lo sport della nostra Sardegna. Beh, questo è uno dei nostri obiettivi. Appunto abbiamo creato questa rubrica anche e soprattutto per questo, insomma, sapete quanto ci teniamo poi noi al rapporto con gli emigrati, per cui Anche perché poi escono delle riflessioni che non sono mai banali e anzi ti fanno anche pensare. Quindi l'evoluzione, sai, cioè, è vero che è un'esperienza all'estero che uno deve fare per tanti motivi, però in certe situazioni c'è quasi cosa faccio? Se devo fare questo lavoro devo andare via. E questo non è mai una bella notizia, secondo me. Questa assolutamente è la situazione. Poi, vabbè, però è anche vero che i problemi conosciamo sono globali. bene, Esatto. conosciamo bene Esatto. i problemi della nostra Esatto. island, La nostra isola. amata isola, che può essere Amata e molto di odiata. più. Amata Sì, e odiata. insomma, potremmo fare una puntata su questo. Amore e odio. Amore e odio. Va bene, ragazzi belli. Ci siamo? Ci vediamo domani. 11 e 14, sì. Chiaramente Ci vediamo ringraziamo chi ha donato, i nuovi abbonati, chi ci segue sia in diretta sia in differita. Mi raccomando, sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale quando non l'aveste fatto e ricordatevi, se avete voglia di supportarci, un abbonamento non cambia la vita, però a noi ci aiuta sicuramente. Questo è un dato di fatto. E ovviamente Salutiamo Barabba Coppola, ovviamente, e salutiamo anche le nostre amiche aziende. E appuntamento fra domani mattina, giovedì, ultima puntata della settimana, dove andremo a parlare anche del prossimo avversario del Cagliari, che è appunto l'Udinese. Parleremo con un inviato che segue da vicino l'Udinese, insomma ci darà un po' un focus sull'altro ospite. Vediamo, attendere, prego. Esatto, vediamo un po', stiamo cucinando, Luca Di Leonardo sta cucinando, quindi Esatto, speriamo di non vedremo. bruciarci. Va bene, nel caso c'è acqua, Esatto, non c'è esatto. problema. Va Non bene. resteremo sicuramente senza argomenti, guarda, Cioè, questo ci puoi su contare. questo non c'è dubbio su questo. Su questo ci puoi contare. Va bene, ragazzi, grazie Fra. intanto, ci vediamo domani, buona E giornata. andiamo con la sigla. E Ciao sigla. a tutti, buona giornata. Ciao, ciao. Anzi, fermo, ne approfitto, fermo. un abbraccio forte a Fabio Loi, lui sa perché. Ciao. Salutiamo, ciao Fabio. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.